Aldeno Cristo Re, vittoria fondamentale per poter accorciare sulla salvezza diretta per l'Aldeno. La Cristo Re inizia bene la partita e ha un paio di buone occasioni con Brida. Al 38esimo Bommassar sblocca in girata, poi 4 minuti dopo Camerotti salta tra uomini e smarca Tabarelli che a porta vuota batte Seloro. Il secondo tempo continua a essere favorevole alla formazione di casa. Al 55esimo Tabarelli insacca un rigore procurato da Bommassar chiudendo di fatto la partita. Al 77esimo Lissandrini accorsa con un tiro a giro da fuori area, ma è solo il gol della bandiera, termina 3-1. Azzurra Valpeio, vittoria inutile per gli ospiti che vengono retrocessi con 2 giornate di anticipo. I padroni di casa giocano un primo tempo discreto ma creano poco, mentre il Valpeio gioca una prima frazione a bassi ritmi e si esalta nella ripresa. Nel secondo tempo infatti i Solandri trovano il vantaggio al 68esimo con Tomaselli, bravo ad appoggiare in porta un cross basso dalla destra. 5 minuti dopo Stablum firma il doppio vantaggio con un tiro di controbalzo. A 9 dalla fine il neo entrato De Sangro si avventa su una respinta corta di Carolli e segna ma non basta ad evitare la sconfitta, termina 1-2. Leno Volano, bella partita tra le due formazioni, il pareggio è il giusto risultato. Il derby è combattuto e giocato a ritmi alti, con i biancorossi che tentano di fare la partita e creano alcune occasioni. Al 36esimo, dopo una bella combinazione tra Muollo ed Emanuele Baldo, la palla arriva a Maffei, che dal limite la mette all'angolino. Nella ripresa il Volano soffre la pressione dell'attacco avversario. Al 75esimo Michele Pezzato cade in area dopo un contatto dubbio, ma per l'arbitro rigore secondo giallo per Matricardi. Dal dischetto Pezzato non fallisce e nel finale non cambia nulla, finisce 1-1. Marco Garibaldina, i giallorossi si aggiudicano il campionato dopo lo scontro diretto. Parte forte il Marco, al terzo Cagliari crossa per Zocca ma sbaglia un rigore in movimento, mentre alla mezz'ora lo stesso Cagliari prende una traversa con un tiro cross. Xeca prova a suonare la carica su punizione ma Candioli è attento. La ripresa è più tattica ma non mancano le occasioni, prima per Mura su punizione, poi sull'altro fronte con Fontana. All'83esimo viene assegnato un rigore molto contestato e Xeca è freddo in sacca. Nel finale non bastano gli sforzi del Marco a pareggiare, termina 0-1. Montebaldo Spromaggiore, partita molto nervosa conclusa con la vittoria dei giallorossi. Nel primo tempo gioca meglio la formazione di casa, ma è lo Spromaggiore a segnare al quarto d'ora con un autogol di Benedetti, poi Godino al 44esimo raddoppia. Nella ripresa la Montebaldo riesce ad accorciare con Viecelli sul rigore, che costa anche l'espulsione a Beatrici. I locali si sbilanciano ma incassano il terzo gol segnato da Condini su punizione. Nel finale Jobstra Bizar manca il pallone in uscita e favorisce il gol di Zeni. E nel finale in 10 contro 9 la Montebaldo manca il pareggio con Modena, finisce 2-3. TNT Montepeller Sacco San Giorgio. Gli ospiti ottengono una salvezza diretta, ora a rischio per la TNT. Le due squadre vogliono vincere e danno vita a una bella partita. Nella prima mezz'ora le occasioni languono, poi ci pensa Boninsegna ad accendere la partita al 36esimo battendo Giovannini. 2 minuti dopo Bernard propizia l'autogol di Benedetti che vale il pareggio. Nella ripresa il Sacco entra con un piglio migliore e al 60esimo trova il gol decisivo con Conte. La formazione di casa si riversa avanti, sfiora il gol in alcune occasioni, ma non basta evitare la sconfitta. Termina 1-2. Tra Mileno e Dolasiana, bella vittoria per i Verdi. Inizia bene la formazione ospite che con Avante e Farina crea un paio di occasioni. I locali reagiscono e ci provano con Gober e Zeni ma Corazza fa buona guardia. E il Tramileno passa in vantaggio al 42esimo quando Gober riesce a battere Corazza nonostante l'intuizione del portiere. Nella ripresa la Dolasiana cerca la reazione e coglie un palo con Silvestro su punizione. I padroni di casa subiscono ma al 72esimo trovano anche il raddoppio con Simoncelli sul rigore. Nel finale Golin raccoglie un lancio di Fiorini ma manca di poco il gran gol, finisce 2-0. Like this.